Cerea a tutti e benvenuti a Nostra Casa, settimanale umoristico piemontese, scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lupica. È una produzione Musica Beat, Torino. Anche alle sue più belle canzoni, Gipo Farassin ha trattato il problema della campagna in generale e di contadini in particolare. E il problema dell'agricoltura antuca un po' tutti, anzi, da uno più un po'. I piemontesi sono campagnini per tradizione storica e anche per tendenza, ma da quegli anni a sta parte è mia che si usa smenciarlo. Che il contadino alle scomodo, alle faticose, anzi faticosissime. La vita del campagnè è una vita di sacrifici, e di rinunce, e tribolazioni. La terra ci ha picche non cadà, e l'uomo della terra ha davanti a che la prospettiva di un'esistenza di disperazione. E queste sono non parole retoriche, sono una constatazione molto ben amere. L'industria la soffoca l'agricoltura, al miraggio di una vita diversa, meno tribulà e di un guadagno più immediato, ma soprattutto più alto, alla fai sì che dalle nostre campagne i giù si scappa quasi tutti. I vei a fanno un cappello, ma le zone che diventano serbe sono sempre più estese. La terra più poche ve lo savene, come dei torti. I concimi sono cresciuti al 400%. I prodotti chimici per i campi e le vigne, come gli anticritogamici, al verdaram, al sulfo, eccetera, eccetera, anche loro sono andati alle stelle. Mantenere le bestie diventa sempre più caro e al contadino i prodotti strasciudà che dalla terra vengono pagati a prezzi di fame. Per forza, se noi grossisti e tutti gli altri che vengono dopo, come che farei io a fare le ville al mare o in montagna? Leggi che tutelo il travaglio delle campagne ne è ben poche e quelle poche sono incomplete. Allora ognuno pensa e così va sen, andio l'altro di Roma mangiare i sangue e la miera, ben intesi che abbiamo curato pan e i pulasti andarono a vedere la zoo come bestie raire. Meno male che i piemontesi sono una razza testarda, se no a stora sì sarebbe pesca nella nostra campagna e sarebbe pienen un'anima viva, ma per vaire potremmo ancora andare avanti. Caprò un po' ci ha messo le cosiddette autorità competenti. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno, zeppo il posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madama Bunin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Madama Buning! Madama Buning! Cereia, Madama Buning! Oh, ma creiamo si pautasse la via per vedere, lo sa, a mezzo a tutta sta gente. Ma è per colpa della gente, è colpa della pensione. Con un candan, a forza feccinga diventiamo sempre più sottili, cioè sempre più invisibili. Ma si pautasse, ma con cammino ne con le più rade, perché sono indisposta con miserello, ne? In fondo le cose vanno per i propri male come di schiel. Secondo chiel, andasi a me al tempo che ti ringa era piena a casun. Asna ricordat quei casun popolare con i cessan comunione e le cur piene di masnai e biciclette. Altro che se ne ricordo. E dirai anche che ero in greto, perché una volta ti ringa era casun, ma adesso non permetta, agli i casin e sono alle bin pes. Ah, ma si pautas, e devo sempre ricordare che lei al cuspetta una madama e a pelnen mudere i termini. Ma Madama Bunin, ma che diverta al giornale? Abbiamo più drapinghe, al di d'anchei. A Turin hai più discernimento, a drapingo gli orologi, le banche, i ristoranti, i mercandini, alla più da rapinè qui che vendo le castaglie bruciate. Ah, certo che i tempi sono difficili, né? Ma d'altronde cosa spelfese per raddrissare una situazione del genere? Ma mia, a dire la c'era una specie di idea e l'avrei per poter tacconare tutta sta faccenda. Oh! Cosa che vuol me cerde adesso? Che chi ha il pautasso Antonio pensionato sarebbe in grado di mostrare una via d'uscita ai nostri governanti? Ma che sono arrabbia neanche, Madama Bunin, che mi ascolta piuttosto. Qual è la politica dei nostri ministri? Quella che aumentare investimenti, lei lo povera. Ah, verissimo. Ma quello lì, cosa vorrei dire? E vedi, per aumentare gli investimenti,
Basteria che avete i semafori, non è d'accordo? Mi sono d'accordo assieme a una cosa sola, che chi è con le sue asnade ha fatto perdere tempo. Vadano via, madama Buninca, scappa neanche, la ancora non finì. Dopo la politica di investimento, e l'avrei un'altra idea, e stavolta a proposito di imposte, e saprei a me come fai per fare abolì. Abolì le imposte? E come che faria? Come che faria? Basteria fare tutte le case senza finestre. Non ha finestre, non ha bisogno di imposte. Le povera. Chi al municipalitas ha fatto la spirit facile, ma una cosa è certa, che il nostro governo si disinteressa dei nostri problemi. Chi la madama non crederà neanche, ma mi assicuro che anche per loro hai una soluzione. Ma, mie sai neanche che ha la disanza al serio no. Comunque, quale che sarebbe sta soluzione? Semplicissimo. Il governo va i nostri bisogni. E bene, perché per vedi basta fare Cesare vedere trasparente. Ah, mo se pautas. Oh, ma mi però scutecchiel come il solito la su Bruxelles, roba che lei ha sangrato. Arvedlo ne? E domani dirai il resto. Abbiamo arvedla, madama Bonin. Un occhio all'orologio e l'altro stanno. Il professore aspetta a me. Quanto il professore aspetta a me. Come la via prometteva l'altra settimana come ospite fis in cammino mai Carlo Campanini. A rompla giassa con una sua barzellettina. Ven Carlo, ven. E suman tal negozio dal perché. Ahí entra un cavalier, un vecchiotto tan simpatico. E il padrone alla barbieria ahí fa: "Oh, cavaliere, ossequi, oggi c'è una grande novità. Mecit ahí fa la barba per la prima volta." Cosa che la vita è la prima volta che fa la barba? Sì, ma devo fare. Ma proprio con me. Che stai tranquillo che sotto la mia guida sbaglia neanche. Avanti, su, butti lì e fai la barba come si deve, con un bel contropelo. No, magari neanche tanto contropelo. Stai tranquillo, cavaliere, e farò del mio meglio. E Spormasna, un po' preoccupato, sbutta lì, fa la barba. Andato un momento, al cavaliere. Ai! Cosa che è? A fa il padrone. Ad la spaventai, brud Lazarun, ai vuola una sgiaff, al cita schina, pop, a pia in faccia proprio il cavaliere. Mi scusi cavaliere, sa, ma quello lì lo devo redarguire perché deve imparare. Lascia steca, guarda, magari passa ma che i cavei. No, devo imparare per la barba. Vabbè, ma stai tranquillo, piccolo, non ti agitare. No, cavaliere, mi scusi, sa. E aspetta, torna lì a fare la barba. Dopo un po', alle un po' agitata, zac, nautai, ai, a fa il cavaliere. E il pare torna. Ai mola nauta sgiaflun, al cita schina, paf, a ciapa torna in faccia al cavaliere. Mi scusi cavaliere, sa, ma questo è testardo, deve imparare. Ma guardi, non è meglio che lasci perdere, impara un altro giorno. No, adesso ha cominciato, deve finire. Va bene, fai attenzione bambino, non ti agitare, eh. No, non mi agito mica. Stai fermo con quella mano, ma perché tremolli così? No, papà, mi po' soggezione. Faccia il favore, dice il cavaliere al padrone, che lo guarda neanche, se non che sia fa più niente. Al cit, aspetta lì con buona volontà, aspetta raselo, è andato un momento per guardare se il pare lo guarda, zac, hai porta via l'uria al cavaliere. Al cavaliere pia l'uria, ha slapito la saccoccia, fa stermasturia, se no tuo papà un massa. Oh che bel castello Marcondi rondi rondello, oh che bel castello Marcondi rondi ronda. Il nostro Mario Castagneri non si lascia scappare i personaggi celebri di passaggio in Piemonte. Chi sarà questa settimana? L'ospite di questa settimana è un altro ospite con il quale possiamo parlare piemontese. Infatti, dagli studi di registrazione del teatro dell'Istituto Maffei di Torino abbiamo intervistato Gipo Farassino. Gipo è un nome che tutti conosciamo, che tutti amiamo perché è l'interpretazione stessa dal teatro dialettale piemontese. A Gipo dice a me una cosa: come trovi a nostra casa? Beh, trovo bene, sono trame io, mi trovo sempre bene con mia messa. Dimmi un po', Gipo, al ricordo più bello della tua carriera d'attore, qual è? Ma penso che abbia ancora venire. Cioè, sei insoddisfatto? Non insoddisfatto, tengo cerca sempre queste cose nuove, cose naturalmente la natura dell'uomo, che le cose che sono appena fatte sono sempre cose che uno l'avrebbe potuto fare meglio. Allora è anche giusto.
Dimmi un po', lascia un ricordo particolarmente brutto della tua vita da tour? No, Sempre ricordi bene? ma non bei o meno bei, ma proprio no. Niente. Dimmi un po' una cosa, preferisci fare teatro o feccine? Ma il teatro, Teatro, il teatro è una fe più viva, è una fe più autentica. Il cinema è una cosa fredda, una cosa stampansima una pellicola, insomma. Dimmi una cosa, Gipo. Perché ti sei dedicato così completamente anima e corpo al teatro piemontese quando l'avrei potuto benissimo avere tante chance come al teatro in italiano? Ma perché il teatro piemontese, come tutti i teatri popolari, è un teatro più vivo, più vero. A parte la parlata, la lingua, che è una lingua più forte, una lingua più espressiva, una lingua più giusta. L'hai capito? Ti, come personaggi artistici, preferisci essere il personaggio cantante o il personaggio attore? Ma a me veramente preferisco essere Gipo Farassino come uomo. Poi sugli altri che preferisco come attore o come cantante. E tutte le commedie che le hai interpretate, hai una che ti piace particolarmente? Sì, la ballata del periferico che fu Luigi Davi. Per che motivo ti piace particolarmente? Ma perché era una squarsa di vita che mi l'hai vissuta, la vita del dopoguerra, con questa gioventù un po' sbardata ai venti. Non hai capito. Adesso ritorniamo per un momento al nostro giornale Parla e Suonà. In realtà che per concludere l'omaggio a Carlo Artù. Dopo questo omaggio sì, cosa farai di nuovo? Ma sì, è una cosa che la redazione ha procurato fare, adesso vediamo una discuteremo. Penso che farò un discorso di sindic. Dan Sindic sempre dal Sì, però un sindic più moderno, con argomenti attuali, un po' più attuali, ecco. Allora ti ringrazio Gipo e visto che stavolta ci siamo veste d'ospite, non hanno veste di interprete, d'attore o cantante, saluta alla tua maniera i nostri affezionati ascoltatori. Beh, con un saluto piemontese, alla rivista. Quanche superga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Rensin, ma due cure. All'util mi ha messo al farinel e corro pas. E lei manca un po' presa ad arrivare qua. E lei sempre paura che succeda qualche incidente davanti a me Chabot. E perché dovrebbe succedere incidente proprio davanti a Tochabot? Per cui alla gente che va e che viene, se continua pareil, ha bisogno che chiama al sindaco Baudice che davanti a me Chabot abita un semaforo, visto che il civico non mandato a lui. Scusami, Rensin, ma come mai a che tu hai un traffico del genere? Ma quel vero che non capisce a me, a sente mia fumna, avevamo tutte per consultare, alla dime che è una specie annasantuna, come quella di Vulvera. Mie vorrei non butte mal e non fate niente brutte idee in testa. Ma it las non nota che da quella santa tua fumna avevamo sempre domo. Come c'è mai ignorante, al vet che le sante, sono come i sartur, e qui per l'uomo e qui per le fumne. La mia è una santa per l'uomo. Ebbene, e dovrei essere contenta di avere una fumna santa. E vede che la Madonna l'ha aiutate. Se la Madonna vorrebbe aiutarmi, alla via mar da piet la chila, una santa come mia fumna. Mi la merito non, perché la non piace là? Supposto, è in paradiso. Ma forse l'hai ragione.
Allora fa una cosa, va a funda della faccenda. Forse tua fumna alle nenna santa come che pensa. Ti lenga San Velena! Come Cattaria di che mia fumna alle nenna santa? C'è mia gioco che va con sultela tutti i dì? E sei proprio un bel tipo, Varensin. Ciao, e saluto. E saluto come e ricordi che mi è un gran superga al capel e me lo butto se vuoi. Ci è grato concludere la prima parte dello spettacolo a Nostra Ca con l'omaggio all'indimenticabile Carlo Artuffo. Signore e signori, è qui con noi Gipo Farassino, nelle avventure di Tomà. Postolo, mi avrei viaggiato un ferrovia, ma ho garantito che d'ora d'andare avanti, dopo quella brutta esperienza che lei aveva in ferrovia, a viaggio proprio fino a per da buon, avevai 60 milioni. Ma adesso vi spiego. Sono arrivato alla stazione e lei fai per in 30. Quando in con un capello da burek a mi fermati. Dove andate voi? Come andò a voce? Vago al mio paese, devo prendere il treno. Ma non sapete che non si può entrare senza biglietto? E lì mi fa vedere una specie di armori per tirare al bar. Mettete le monete nella macchina, avete capito? E vabbè, sono devi. E sono tornato indietro e lei buttare monete in 30 all'armadio. Ma sono subito sbagliato perché dalla macchina ad essere una buspi brutta con la tripod quando carecciucca fa. Lei è 78 kg, lei è 78 kg, lei è 78 kg, a fare la curda, lei era sbagliato armari, cioè macchina. Quando finalmente sono riuscito a avere arrabbiato, sono tornato a presentarmi del non sa culla del capello da burric, e se vi cosa succedeva, che quella bestia, invece di me bravo, era piampaire pense e mi fa impertisa interbiato. Uè, musere, dime, mo si chiama per divertirsi facendo di bucciata antibiatico, si è compia, no? Ecco pure non qui litri di brava gente, avevi capito? Mi, anche se vengo dal paese, sono nato qui stupid, va rubando. Basta, no? Finalmente sono riuscito a montare il treno. Anti primi vagoni per andare avanti, bisognava marciare insieme al valese, insieme a pacato, tanta gente che era. Poi d'improvviso, e trovavo un vagone. Tutti puliti, sbarlesanti, che smiava il paradiso. Tutti quarti rossi e bianchi, tutti cadreghi che erano poltroni. Beh, vi auti che trevinano, no? Ma era cadere sendic in confronto alle nagliame. Sì, signori, un letto moio. E beh, in sé tu, metto la mia cavagnetta sul retino portabagagli, ingavio scorpi e mi metto, come si suol dire, a mio agio. Ed ancora non cominciato a tirare il fio, che le arrivò in out con il capello da burek e mi deve. Lei ha fatto la prima? Sì, ho fatto la prima, ma io ho fatto la quarta. Bene, non mi rispondi Michiel. Allora ritorno in terza. E parai, sono trovato insieme ad cadreghi di bosco, un mese tanta culla gente che smiau torna al periodo di sfollati. Dopo 10 minuti il treno sferma. Mi sporso dal finestrino e mi butta a criare. Macchinista, cosa che c'è? C'è una vacca sul binario, non sente risponde. Allora, mi sono caragiù e forte della mia esperienza, direi fai cure via la vacca. Ripreso il viaggio, era via ancora non fai 100 chilometri che il treno si torna a fermarsi e mi sono torna a sporsimi dal finestrino per me. Macchinista, cosa che ci torna? C'è sempre la solita vacca che ci è corsa da dietro e si è messa di nuovo sul binario. Avevi capito? Era via pian treno che andasia più pian che la vacca. Oh che vole, ma un'altra volta in cielo pian, eh? Ah, mi piuttosto che più il treno, attacca la vacca e così via.